Carlo Costa. Allora, questo aspetto qui, diciamo anche i messaggi, giustamente veniamo anche rimproverati dai nostri telespettatori, per carità, un attimo solo. Con la broncopolmonite sono andato di domenica in pronto soccorso, ho aspettato 12 ore con codice bianco perché mancava medico pneumologo, c'era solo il tirocinante e il medico per le emergenze ha ritenuto di non dover venire, ma i schemi li hanno chiesti subito. Ma questo appunto fa il paio rispetto alle cose che dicevamo prima, no? Allora, chiedevi prima a che cosa serve. Una parte ha già risposto Daniele. Quando è nato il ticket in Italia, che ormai è una cifra, non mi ricordo neanche esattamente, saranno almeno 20 anni, più o meno, adesso non mi ricordo bene. Era nato qui come altrove, perché c'è dappertutto, non c'è solo in Italia, come un deterrente, cioè siccome ci sono molte prestazioni improprie, cioè che la gente ha paura, quindi per riuscire a calmierare questa cosa qua ci metto un ticket, così da un lato mi vengono su dei soldini e dall'altro la gente fa ricorso meno. Abbiamo visto che questa cosa non funziona perché paradossalmente è aumentata a dismisura il ricorso alla sanità privata, perché le liste d'attesa sono lunghissime, quindi le persone pur di farsi l'esame e di non avere la preoccupazione e la paura che ha di essere ammalata ricorre anche lì, ma contestualmente è aumentata a dismisura anche la spesa sanitaria, quello discorso. Perché guarda che 181 milioni e l'1,7% delle entrate complessive della regione sono pochi, e poi arrivo alla proposta che noi stiamo avanzando, ma sono tanti se pensi che la quantità di persone che sono esenti non è poca in Veneto, perché gli esenti rappresentano grosso modo sul 63%, adesso appena trovo il dato te lo do in modo preciso, ma siamo attorno al 63%, quindi questa cifra viene pagata da poche persone. Hai capito? No, ma poi anche il messaggio diceva che un altro aspetto interessante purtroppo della nostra sanità, che se tu hai bisogno anche urgentemente o comunque per una problematica grave di un medico, a parte le liste d'attesa mostruose, e quindi questo è un altro aspetto e tutta la prevenzione va a farsi friggere, però lo devi pagare privatamente, devi andare privatamente, quindi a questo punto la sanità la paghi due volte, la paghi perché la paghi e la paghi privatamente perché vuoi avere un certo tipo di assistenza. Esattamente. E questo succede anche molte volte a persone anziane che quindi si trovano, ancora più la fetta diventa stretta e non è congruo. Un'altra incongruenza che è difficile da spiegare, quella che ha anche sollevato alcune osservazioni, è che la spesa pro capite varia dai 22 euro di Bussolengo ai 48 di Feltre. Il doppio? Su totale della popolazione. Esatto. Qui le motivazioni poi ti dicono perché c'è il turista, c'è questo, c'è quello, ma è pensabile, cioè come si spiega una differenza? Si spiega in parte con quello che diceva, che qui bisognerebbe monitorare il ruolo di chi governa tutto il processo, perché questi dati, come ce li abbiamo noi, sono dati pubblici, si rilevano dai bilanci del 2014, chi ha in mano il processo del governo della sanità? La regione. La regione bisognerebbe che cominciasse a dire ma come mai c'è questa differenza? Esatto, ma forse a questo punto se sarete si tenga voi... presente che Bussolengo ha il bilancio inattivo, cioè la USL di Bussolengo è l'unica di tutto il Veneto. Che sarebbe interessante capire come mai. Perché? Ma forse a questo punto sta a voi sollevare il problema e poi magari chiedere una risposta a parte della regione. È sicuro questo, mi arriva un messaggio, che i medici di base vengano pagati per la medicina di gruppo integrata, quindi i soldi li ricevono? Sì, li hanno ricevuti una buona parte di loro per attivare vengono ricevuti, hanno ricevuto in due periodi un finanziamento ma per acquistare strumentazione e dotarsi di quegli, adesso per fare uno studio assieme. Quindi la regione ha stanziato in due periodi, forse è casuale, prima dei periodi elettorali, una volta 100 milioni di euro, un'altra volta 150 milioni di euro,
per incentivare, diciamo, e noi siamo convinti che molti medici, come dire, sarebbero interessati anche perché qui c'è il tema di medici giovani, di interventi, eccetera, per poter dare una risposta, ma non si capisce perché ancora siano così poche le realtà in tutto il Veneto che poi hanno fatto che hanno dato vita a queste AFP, insomma. Infatti. E quindi bisognerebbe appunto che questa cosa venisse governata. Ma voi potete interpellare la Regione a riguardo, cioè sì, tirarla per la manica, perché il problema è venuto fuori, avete i dati, sì, è uscito sui giornali, è uscito nelle televisioni, la questione c'è. Tirare a un certo punto per la giacchetta l'assessore competente. È quello che noi abbiamo intenzione di fare, cioè con la Regione è il solito problema, siamo riusciti non dappertutto ad avere dei confronti con le aziende sanitarie e adesso, siccome l'abbiamo presentata prima in una riunione interna, no, ai nostri segretari generali delle strutture provinciali, per dire bene, adesso abbiamo uno strumento in più, proviamo ad andare a vedere interpellando le conferenze dei sindaci, perché cioè, sulla salute dei cittadini hanno titolarità anche loro, oltre che i direttori generali. Andate a verificare che cosa c'è dietro questi dati dal punto di vista dell'organizzazione, e noi abbiamo chiesto al momento unitariamente un incontro, perché questa per il momento è solo una ricerca CGL, SPI. Quindi deve essere ufficializzata. Quindi adesso abbiamo un percorso per rimettere insieme una piattaforma aggiornata con delle proposte condivise da presentare alla Regione. In ogni caso noi su tutta la medicina di territorio, e cioè l'aggregazione dei medici, come stanno andando le case di riposo, che è un disastro anche lì. Ma questo è un altro tema, dovremmo dedicarci una puntata perché ce l'hanno chiesto tanti. Abbiamo chiesto all'assessora Lanzarin un incontro che ci ha dato per i primi giorni di aprile, e spero che si apra da lì un confronto che abbia poi anche un riscontro sui territori, perché insisto, c'è una responsabilità della Regione che fa le leggi, dà delle regole e poi non va a controllare che queste cose vengano applicate, proprio per niente, stanzia soldi e non va a verificare. C'è una responsabilità dei direttori generali e delle conferenze dei sindaci che non fanno la stessa cosa a livello territoriale. Allora ci sono due livelli di responsabilità importanti che bisogna, che vanno vagliati assolutamente, che noi stiamo sollecitando, ma i tavoli di confronto non vanno benissimo a Roma, come sappiamo, e non vanno molto bene neanche da noi, diciamocelo pure, insomma. Ecco, quel messaggio che c'era prima sulla sanità, sia chiaro, noi difendiamo la sanità pubblica, cioè il problema non è quello, il problema è casomai l'inverso, bisognerebbe spiegarlo bene, perché si è ingenerato, dopo si ingenera una confusione. Spiegare che questo meccanismo qua alla fine ti porta un sistema alla privatizzazione totale della sanità, perché a un certo punto se tu indebolisci la struttura pubblica diventa indispensabile che tu ricorra a fondi integrativi, a sistemi che tu paghi come coperture assicurative, che alla fine ti porta al risultato di avere una privatizzazione, e alcune regioni stanno già, diciamo, sperimentando questa strada. Cosa farete voi sindacati a tal proposito per il discorso di Adria? Andate a verificare e non cercate compromessi, veloci e attenti, bravi. Qualcuno del territorio che ci scrive. Sì, ma certo che andremo a verificare, perché appunto che sa qualcosa, secondo me. Noi nella contrattazione sociale, come diceva Rita prima, uno dei compiti delle nostre strutture, anche quella poi con questi dati, con altre ricerche che stiamo facendo, è proprio quella di andare a chiedere il confronto con le strutture, con i sindaci che sono i titolari locali della sanità, no? Cioè perché hanno la responsabilità della salute pubblica, e con le strutture sanitarie per confrontarci. Ma può anche come lo stiamo facendo con le case di riposo, come lo stiamo facendo, che è un percorso molto complicato, perché insomma... Ma l'esenzione, cioè per esempio un messaggio del genere, ipotizziamo che sia una persona che ha conoscenza di qualche cosa, di qualche meccanismo, dice veloci e attenti, quindi vuol dire che qualcosa
magari sa. No, c'è dell'evasione. Ecco, infatti volevo dire. Penso che volesse dire, guarda, ci sono. Esatto. Allora, però questo non è un problema, cioè è un problema nostro di denuncia, certamente, ma non può essere certamente imputato. No, ma esatto, chi è che lo fa questo? Chi è che quindi dice tu sei esente e tu non allora, sei? Dunque, arriviamo alle proposte, mettiamole in questo modo, sì. ok? Noi la cosa che stiamo sostenendo dal punto di vista proprio, diciamo, della provocazione, è che siccome, come si diceva, il peso del ticket sul pronto soccorso è ancora più piccolo rispetto, no, all'1,7%, certo, sì, perché rappresenta, di questo malloppo qui, di questo 1,8 milioni, rappresenta il 6%. Quindi è poco. Siccome è poco e siccome dipende molto dall'aggregazione dei medici sul territorio, sì, noi diciamo intanto togliamo quello. Ridiscutiamo il resto, che adesso ti dico, prima di andare in pubblicità, sì, non so, sì, però intanto togliamo questo ed eventualmente lo si riapplichi quando il processo di aggregazione dei medici di medicina generale è finito. Allora a quel punto si misura e diamo informazione, facciamo educazione sanitaria alle persone, perché con tutte queste norme i cittadini manco sanno esattamente come funziona. Esatto, infatti questa è l'altra cosa importante. E poi ne abbiamo altri due. Allora, è possibile che ci sia un'esenzione per livello di reddito, a prescindere ci sia una specie di autocertificazione? E noi diciamo che ognuno deve pagare sulla base di quanto realmente prende, ed è l'ISEE che lo certifica. È l'ISEE che lo certifica. Allora, se proprio vuoi mantenere questa parte di esenzione, andiamo a rimodulare il tutto e ognuno paga sulla base di ciò che prende. Non esiste che ci sia un livello e poi ci sia per esempio solo l'età, no? Perché uno può essere anziano ma può essere a vivere in un castello perché c'ha un sacco di soldi, quindi va rivista questa cosa, così come secondo noi l'altro pezzo è che c'è, anche se è piccola la parte, ma c'è una parte che decide la regione su come farla. Sul super ticket dei 5.000 o dei 5 euro, dei 10 euro, la regione può decidere di rimodulare come applicare. Anche qui la regione dice: se prendi 29.000 euro l'anno, sotto i 29.000 paghi 5, se ne prendi 29.001 ne paghi 10. Allora non esiste, perché questo non è equo, non c'è giustizia sociale. Per cui c'è da un lato la proposta che noi facciamo è legata alla riorganizzazione dei servizi, alla qualità, al fatto che tu devi essere coerente con le leggi che fai come regione. Dall'altro c'è un problema legato alla giustizia sociale, e cioè che ognuno deve pagare sulla base di quel che prende, di quel che ha, e c'è un controllo sull'evasione. Io non metto mica in dubbio che ci possano essere, se è legato solo all'autocertificazione, qualcuno che fa il furbo, no? I furbetti ci sono dappertutto, abbiamo imparato anche noi che non abbiamo tanti soldi a volte a fare i furbetti. Purtroppo il tema dell'illegalità attraversa tutte le età, tutte le fasce sociali. Ecco, per cui controlli, una rimodulazione del meccanismo e soprattutto togliere il bazzello dei 25 finché tu non hai riorganizzato la sanità nel tuo territorio. Infatti, il messaggio diceva che ci sono regioni dove la sanità è terribile: Calabria, Puglia, Campania, Sicilia. Quindi non lamentatevi voi in Veneto, che ci sono regioni che stanno peggio. Io sono appena stata a Napoli in questi giorni, so bene. Ho sentito come sono messi malissimo. E la sanità privata appunto sta esplodendo, però la sanità privata ce l'ha chi se lo può permettere. Discorso, allora i disoccupati, gli anziani che non rinnovano il contratto e quindi non la possono mettere nel proprio aumento contrattuale, cioè noi siamo esclusi da tutto? Non esiste. Quindi siccome io pago da una vita, io voglio mantenere una sanità pubblica universale e andare ad incidere sulle schifezze che ci sono, e purtroppo ce ne sono anche da noi, non solo in Calabria e in Puglia. Comunque è sempre meglio migliorare la situazione che non guardare chi sta peggio, perché in basso non c'è limite. Attenzione, pubblicità, poi torniamo insieme.